Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Capaci 34 anni dopo, una strage, ricorda il presidente Mattarella, che ha segnato la storia della Repubblica. Dalla memoria, per la premier Meloni, si costruisce un futuro libero dalla paura. A Palermo i ministri Nordio, Piantedosi, Giuli e Abodi. Nel pomeriggio corteo e poi un minuto di silenzio davanti all'albero Falcone. Le scuole di Palermo hanno portato gli studenti in piazza davanti al tribunale, tra loro i magistrati che hanno voluto ricordare insieme ai ragazzi i colleghi uccisi, Falcone e Morvillo, e gli agenti di scorta. Catania, al molo di Levante, è attraccata la Mare Nostrum Diche. Sottratta al traffico di migranti, la motonave è diventata simbolo di legalità. Allo Zen di Palermo allarme tra i residenti dopo gli spari contro le sedi di 2 centri impegnati in azioni di volontariato e sostegno sociale nel quartiere. A Messina, arrestato in flagranza un uomo per atti sessuali sulla figlia della compagna, una 14enne. L'indagine è scattata dopo la segnalazione della scuola. Catania non si ferma all'alta e travolge un agente della polizia locale che finisce in ospedale. Il giovane, inquadrato dalle telecamere, è arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Ancora a Catania, in piazza Stesicoro, screening gratuiti per il tumore al seno. Le donne tra i 40 e i 49 anni possono prenotare una mammografia gratuita. Calcio, semifinale playoff di Serie C, il Catania è atteso domani sera al Del Duca contro l'Ascoli per la gara d'andata, appuntamento con diretta stadio su Telecolor a partire dalle 19:30. Bentrovati, la strage di Capaci 34 anni dopo, un evento, dice il Presidente della Repubblica, che ha segnato la nostra storia. A Palermo, a Palazzo Jung, i ministri Nordio, Piantedosi, Giuli e Abodi. Nel pomeriggio corteo, poi un minuto di silenzio davanti all'albero Falcone. Marco Gullà. Sono trascorsi esattamente 34 anni da quel drammatico 23 maggio 1992, una data impressa a fuoco nella storia della Repubblica Italiana. Anche 34 anni fa, era sabato. Lungo l'autostrada 29, nei pressi dello svincolo di Capaci, un attentato sventrò l'asfalto e scosse l'intero paese, strappando alla vita il magistrato simbolo della lotta a Cosa Nostra, Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta, Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. Diverse oggi le manifestazioni a Palermo per fare memoria di quella strage che, come ha ricordato il presidente Sergio Mattarella, ha segnato la storia della Repubblica. Si deve parlare di lotta alla mafia, non pensando che abbiamo vinto con quelle stragi, ma che dobbiamo continuare a ricordarla. Alla fondazione, che porta i nomi dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ci sono i ministri dell'Interno Matteo Piantedosi, della Giustizia Carlo Nordio, della Cultura Alessandro Giuli, dello Sport Andrea Abodi. Purtroppo queste sono stagioni che incrociano temi giudiziari e temi storici. Tanto è stato fatto anche da quel punto di vista, tanto, ecco perché è importante stare qui anche oggi in occasioni come queste. Mantenere viva la memoria significa anche contribuire a fare in modo che non ci sia mai la negazione della verità e che i tasselli che mancano siano ricostituiti negli anni. Per un ex magistrato, collega di Giovanni Falcone, io mi sento ancora magistrato, prima ancora che ministro, e quindi è particolarmente emozionante, anche perché entrambi abbiamo rischiato la vita, io quando indagavo sulle Brigate Rosse e lui sulla mafia. A Palazzo Jung anche l'ex calciatore del Palermo Fabrizio Micoli ha fatto pace con la famiglia Falcone dopo le offese al giudice. Nel pomeriggio un corteo si snoderà per le vie del centro di Palermo fino all'albero Falcone, davanti all'abitazione del magistrato, dove alle 17:58, l'ora esatta dell'eccidio, ci sarà un momento di raccoglimento con la lettura dei nomi delle vittime delle stragi. Sempre a Palermo, studenti e magistrati davanti al Palazzo di Giustizia per ricordare Giovanni Falcone e le altre vittime di Capaci, fra loro anche il presidente del Tribunale Morosini. Maglio Viola.
Mentre nei locali del Museo del Presente andava in scena l'inaugurazione della mostra con le opere recuperate dagli Uffizi dopo gli attentati del 93, le scuole palermitane portavano i loro studenti in piazza davanti al tribunale, ragazzi di scuola media chiamati a fare memoria con una giornata di festa e non solo di ricordo. Nella riqualificata piazza Vittorio Emanuele Orlando, proprio di fronte al tribunale, anche i magistrati palermitani hanno scelto di scendere a ricordare i colleghi uccisi, insieme ai ragazzi. Non solo dirigenti scolastici, ma a rivolgersi ai giovani è stato il presidente del Tribunale di Palermo, Pier Giorgio Morosini. Noi tutti oggi dobbiamo ricordare una cosa: quello che viene richiesto a ciascuno di noi per evitare che ci siano altre giornate drammatiche come quel tragico 23 maggio del 1992. Non dobbiamo chiederci cosa gli altri possono fare per evitare tragedie come quella, dobbiamo chiedere ad ognuno di noi cosa possiamo fare noi. Il Tribunale sarà teatro di manifestazioni anche nel pomeriggio. Alle 15 ci sarà il concentramento degli antagonisti, 40 associazioni che metteranno insieme anche in questo caso i giovani ma un po' più grandi e insceneranno un corteo fino all'Albero Falcone. Un corteo al quale invece la Fondazione Falcone ha rinunciato nell'ambito delle manifestazioni ufficiali ormai da 2 anni per evitare scontri proprio con gli antagonisti, come è avvenuto nel 2024. Iniziative in ricordo di Capaci anche a Catania, al molo di Levante è attraccata la Mare Nostrum Diche. Sottratta al traffico di migranti, la motonave è diventata un simbolo di legalità. Emanuela Corsi. La Mare Nostrum Diche, all'epoca Oceanis 473, è una storia di resilienza e di rinascita. Da luogo di illegalità e sofferenze, oggi è diventato un simbolo di speranza, soprattutto per i giovani. Su questa motonave gli scafisti trafficavano donne, bambini, anziani. All'interno ci sono ancora i resti di quel passato doloroso, come questo pizzino, scritto presumibilmente da un trafficante di vite umane. Oggi, grazie all'Archeo Club d'Italia, ritorna in Sicilia, dove fu sequestrata nel 2023, con una nuova missione: insegnare la cultura della legalità ai giovani e sottrarli agli ambienti criminali. Stiamo facendo un percorso di rigenerazione, ma soprattutto per farla rivivere in una maniera sotto aspetti diversi. Lo stiamo facendo con una serie di progettualità che coinvolgono anche i ragazzi dei centri di giustizia minorile, proprio per far capire che l'ambiente mare è un ambiente diverso, un ambiente pulito, è un ambiente che può creare delle sinergie. Il viaggio della Mare Nostrum Diche, partito da Napoli, ha fatto nuovamente tappa a Catania, al molo di Levante, in occasione della giornata della legalità, dedicata a tutte le vittime della mafia. Oggi il messaggio da mandare è proprio questo, quello di non trasformare queste commemorazioni in vere e proprie liturgie, nelle quali ci si dimentica quali sono le ragioni che stanno alla base della malattia sociale che è la mafia, e si cerca di contrastare i fenomeni soltanto dal punto di vista immediato, dei loro effetti più immediati. È un messaggio da rivolgere ai giovani, alle persone che hanno la responsabilità di formare altre persone. Un impegno che deve partire dalla scuola. I ragazzi devono conoscere lo Stato, quelle che sono praticamente le attività dello Stato e degli uomini di Stato. Dopo Catania il viaggio della motovela della legalità proseguirà ad Augusta, poi a Riposto e infine lascerà la Sicilia per arrivare a Reggio Calabria il 29 maggio. Palermo spari allo Zen il giorno dopo. Per il presidente della commissione regionale antimafia Cracolici bisogna tenere alta la vigilanza perché la mafia ha rialzato la testa. I sindacati lamentano troppa facilità di circolazione e utilizzo delle armi. Orazio Longo. Una mafia che rialza la testa e che ci impone di tenere alta la vigilanza. Le parole di Antonello Cracolici, presidente della Commissione regionale antimafia, dopo gli spari, gli ennesimi allo Zen di Palermo contro le sedi dei centri Andala e Albero della Vita, 2 realtà impegnate in azioni di volontariato e sostegno sociale nel quartiere. Cracolici sottolinea il pericolo in corso. Oggi la mafia, come se avesse lanciato una sfida, dice. Spara nei nostri quartieri, intimidisce imprenditori e lo fa con spavalderia. Non possiamo sottovalutare quello che sta avvenendo a Palermo e in giro per la Sicilia. Senza nascondersi, dobbiamo isolare vecchi e nuovi boss in ascesa e restare uniti. Sulla questione anche i sindacati, CGIL e CISL e UIL, che uniti lanciano un grido di preoccupazione puntando l'attenzione in particolar modo alla facilità di circolazione e utilizzo delle armi. Gli spari hanno danneggiato gli immobili che si trovano tra via Rocchi Marciano e via Gesia di Siracusa. Colpite le vetrate delle strutture, allarme tra i residenti. Le associazioni svolgono attività in favore delle donne e dopo scuola per i bambini, ma i responsabili dei centri negano di avere mai ricevuto richieste estorsive o minacce. Indagano i carabinieri che hanno effettuato rilievi scientifici e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.
Una notizia di poco fa: nella notte un incendio doloso ha colpito il Lido Esagono, molto noto ad Aci Castello. Le fiamme che vedete hanno coinvolto soprattutto il solarium, dove erano stoccati materiali di legno per la prossima stagione estiva. Secondo le prime testimonianze, chi ha appiccato le fiamme è arrivato dal mare, poi è salito sugli scogli. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza. In Sicilia domani e lunedì si vota per le elezioni amministrative in 71 comuni, con circa 929.000 elettori chiamati a eleggere sindaci e consigli comunali, inclusi i capoluoghi di Agrigento, Enna e Messina. Nel catanese si vota in diversi centri, tra i quali Bronte, Randazzo, Pedara, Mascali, Trecastagni, Calatabiano, Milo, San Giovanni La Punta e San Pietro Clarenza. Le urne saranno aperte domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, con eventuale ballottaggio a inizio giugno. Lunedì alle 15, a chiusura delle urne, seguiremo i risultati con un lungo speciale del Punto su Telecolor, con collegamenti, inviati, ospiti e approfondimenti. Non perdetelo. Intanto il Punto torna oggi pomeriggio. È l'approfondimento condotto da Luca Ciliberti, che oggi pomeriggio si occuperà del processo di privatizzazione dell'aeroporto di Catania, che entra nel vivo e sta già raccogliendo l'interesse dei grandi player internazionali. Tra gli ospiti l'amministratore delegato di SAC Torrisi, l'economista Marco Romano, il direttore della metro di Catania Salvo Fiore. Poi con l'assessore regionale al territorio Savarino si parlerà anche di Mondello, alla luce della recente decisione di ridare la concessione della spiaggia alla società italo-belga, sconfessando le scelte della politica regionale. Allora l'appuntamento è alle 14.30 oggi su Telecolor e domani alle 14 su questa rete. Niscemi, demolizioni nella zona rossa, contributi agli sfollati, interventi per mettere in sicurezza il territorio. A pochi giorni dalla visita lampo della Premier Meloni, il governo sblocca i 150 milioni per l'emergenza frana. Generitalia. Giovedì la visita lampo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Niscemi e ieri il via libera del governo a un piano straordinario da 150 milioni di euro per i danni provocati dalla frana. Una risposta attesa da mesi dalle tante famiglie costrette a lasciare le proprie case e da un territorio che continua a convivere con la paura di nuovi cedimenti. Il Consiglio dei Ministri ha approvato i programmi predisposti dal Dipartimento della Protezione Civile per affrontare l'emergenza che ha colpito il centro nisseno. Le risorse saranno divise su due fronti: da una parte la demolizione degli immobili nella zona rossa e gli aiuti economici agli sfollati per acquistare una nuova abitazione, dall'altra gli interventi strutturali per fermare il dissesto e mettere in sicurezza l'area. Il piano prevede la delocalizzazione delle abitazioni considerate a maggiore rischio con un sistema di indennizi per i proprietari. Le aree interessate dalle demolizioni entreranno nel patrimonio comunale, mentre la mappa della zona rossa continuerà a essere aggiornata in base ai monitoraggi tecnici. Ma l'obiettivo del governo è soprattutto quello di evitare che la frana continui ad avanzare. Previsti interventi di consolidamento dei versanti, sistemi di drenaggio, controllo costante del movimento del terreno e la riorganizzazione delle reti idriche e fognarie, finite al centro delle verifiche sulle cause dell'instabilità. Sulle misure c'è piena intesa con la regione siciliana, fanno sapere da Palazzo Chigi. Adesso si attende il decreto del Ministero della Protezione Civile per trasformare gli annunci in cantieri. E dalla regione il presidente Renato Schifani parla di un segnale concreto di vicinanza alle famiglie colpite, assicurando collaborazione con il governo nazionale per accelerare gli interventi e riportare sicurezza a Niscemi. A Messina ha arrestato in flagranza un uomo per atti sessuali con una 14enne, figlia della compagna. L'indagine è scattata dopo la segnalazione della scuola. Francesco Triolo. Una brutta storia di degrado sociale e familiare, una vicenda che ha scosso un'intera comunità scolastica, perché l'indagine sugli abusi sessuali di un 51enne ai danni di una minore 14enne, figlia della compagna, è scaturita proprio da una segnalazione da parte della scuola. L'uomo è stato arrestato in flagranza ieri sera da una pattuglia dei carabinieri nei pressi di Zafferia, zona sud della città, in auto con la ragazzina.
e ora si trova rinchiuso nel carcere di Gazzi con l'accusa di atti sessuali con minore. L'arresto è arrivato dopo una delicata indagine scaturita, come detto, dalla segnalazione della scuola, zona centro-nord di Messina, frequentata da una ragazza di 14 anni. Tra i docenti, infatti, c'era il sospetto che la studentessa fosse vittima di abusi sessuali nell'ambito del contesto familiare. Ieri sera, durante un pattugliamento, l'uomo è stato sorpreso mentre era appartato in una zona isolata del quartiere di Zafferia in compagnia della minore, intento a compiere alcune pratiche sessuali a bordo della propria autovettura. È subito scattato l'arresto, mentre la 14enne è stata portata al policlinico per essere visitata e poi è stata affidata al padre. Le indagini della procura stanno proseguendo per valutare anche la posizione della madre, che al momento non è indagata. A Palermo una donna è morta investita da un'auto mentre attraversava la strada in via Imperatore Federico. La vittima ha urtato, ha sbattuto la testa contro il parabrezza dell'auto. Stava passeggiando con il cane proprio accanto alle strisce pedonali. Catania non si ferma all'ALT e travolge un agente della polizia locale che finisce in ospedale. Il giovane inquadrato dalle telecamere è stato arrestato per resistenza e lesioni. Tonino De Mana. Non si ferma all'ALT, anzi accelera e travolge un agente della polizia locale che finisce rovinosamente a terra. È successo in via Cavalieri a Catania, dove l'ennesimo episodio di sfrontatezza è costato caro ad un rappresentante delle forze dell'ordine. I fatti: intorno alle 17:30 di ieri una pattuglia della polizia locale è stata chiamata per un passo carrabile occupato da un'auto in sosta selvaggia. È in quel momento che sul posto in via Cavaliere, all'altezza del civico 18, è piombato uno scooter con 2 persone a bordo e il cui conducente era senza casco. Uno degli agenti fa segno di fermarsi per un controllo, ma il mezzo a 2 ruote prosegue la corsa fino a travolgere il malcapitato vigile urbano, che riporta ferite alla spalla, al polso e al ginocchio, guaribili in 5 giorni. La visione delle telecamere, dei sistemi di videosorveglianza e il racconto di alcuni testimoni sono stati fondamentali per risalire alla targa e quindi al proprietario dello scooter, un 21enne di Catania che è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Solidarietà e ferma condanna è stata espressa da tutta l'amministrazione e dal comando, secondo cui l'episodio è grave e vergognoso. Stiamo al fianco di tutti i nostri uomini sulla strada e nelle piccole e grandi difficoltà di tutti i giorni, ha dichiarato il dirigente operativo Stefano Blasco. Abbiamo, con l'amministrazione comunale, il sindaco, l'assessore e il comandante, l'impegno di dare alla città una polizia municipale d'eccellenza ed è a questo che lavoriamo quotidianamente. Sempre a Catania, nuovi inquietanti episodi nella zona del Castello Ursino, ostaggio, come abbiamo ripetuto in diversi servizi, di criminali, ubriachi e drogati. Questa volta una coppia ha rubato in un negozio di pelletteria. Un uomo si è denudato in piazza Federico II di Svevia. Sentiamo ancora Tonino De Mana. Sotto assedio, ostaggio di criminali, sbandati, ubriachi e drogati, pronti a tutto pur di acquistare la dose, in prevalenza crack. Da piazza Federico II di Svevia a piazza di Spaccio, da zona turistica a zona da evitare di giorno e di notte, con inquietanti episodi che non lasciano dormire sonni tranquilli. Residenti, commercianti, titolari di B&B da tempo denunciano una situazione insostenibile, tanto da chiedere un presidio fisso, non passaggi saltuari, da parte delle forze dell'ordine. E intanto la zona del Castello Ursino continua a balzare agli onori della cronaca. Nelle ultime ore 2 gli episodi. Il primo ha visto protagonista un uomo che si è denudato in piazza, inveendo contro tutto e tutti. In queste immagini l'intervento delle volanti. L'altro con l'irruzione e il furto in un negozio di pelletteria che s'affaccia su piazza Federico II di Svevia. Al nostro microfono il racconto della titolare. Si sono presi uno zainetto di 165 euro, qualche 4 portachiavi, 5 portachiavi di 40 euro. E una cintura di 60 euro, in più la ragazza delle pulizie aveva nella borsa 100 euro e se li sono presi pure. Però di quello che sto venendo a sapere c'è molto uso di crack. Per la cronaca, nel negozio preso di mira è il 7° furto con taccheggio in meno di 2 anni. Infine, dopo il nostro servizio denuncia, sono state rimosse le pedane abbandonate che facevano bella mostra di sé davanti ad un ristorante, naturalmente con vista sul Castello Ursino.
Però rimane la richiesta degli esercenti della piazza Federico II di Svevia di avere un posto fisso di polizia, richiesta non ancora esaudita. Restiamo a Catania. In piazza Stesicoro una nuova iniziativa dedicata alla prevenzione oncologica nell'ambito della manifestazione Maggio in Forma 2026. Attivato fino a mezzogiorno e mezzo un banchetto informativo, eccolo qua, dedicato alle donne tra i 40 e i 49 anni, in modo da potersi prenotare gratuitamente una mammografia con l'obiettivo di favorire la diagnosi precoce del tumore al seno in una regione come la nostra che purtroppo presenta ancora una bassa percentuale di adesione agli screening di prevenzione. Gli organizzatori Andos e Fondazione Tregua sottolineano come resistenze culturali e difficoltà socio-economiche incidono ancora sull'accesso alla prevenzione, in particolare nei quartieri periferici. Maggio in Forma si concluderà sabato 30 con la passeggiata solidale Caminandos. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il Catania domani in campo nel campo dell'Ascoli per l'andata della semifinale playoff e poi l'editoriale. State con noi. Calcio Catania, Toscano non parlerà prima della partita contro l'Ascoli, la squadra è già partita per le Marche per preparare al meglio l'andata della semifinale dei playoff. Francesco Triolo. Il sogno Serie B passa adesso da Ascoli Piceno. Domani sera il Catania scenderà in campo al Del Duca per la semifinale d'andata dei playoff contro l'Ascoli, un appuntamento al quale i rosazzurri arrivano dopo il doppio confronto ad alta tensione con il Lecco 0-0 in Lombardia e il pirotecnico 3-3 del Massimino, che ha regalato la qualificazione grazie al miglior piazzamento in classifica. Adesso però il livello si alza ancora. Di fronte c'è un Ascoli che ha chiuso la regular season da protagonista con la promozione sfuggita per un soffio e che nei quarti ha eliminato il Potenza, una squadra solida con la miglior difesa del torneo e numeri da grande favorita. In casa Catania Domenico Toscano, che non parlerà alla vigilia, punta soprattutto sulla tenuta mentale e sul recupero delle energie dopo una settimana vissuta ad altissima intensità. Il tecnico rossazzurro prepara una gara di equilibrio, aggressività e ripartenze, sapendo che nei playoff ogni dettaglio può fare la differenza. Anche per questo Toscano sta valutando bene le condizioni dei suoi giocatori. Difficile, seguendo le parole del tecnico dopo la gara con Lecco, che possa rientrare Rolfini, ma nemmeno Lunetta e Corbari, e sono assenze che pesano. Le soluzioni di Rimporta, Gherardi, Miceli, Pieraccini con l'ipotesi Celli in difesa, mentre in mezzo Casasola e Donnarumma esterni, Di Tacchio e Quaini in mezzo, mentre per i trequartisti potrebbero iniziare Ciccerelli e D'Ausilio dietro l'ex Forte, così partirebbero in panchina sia Bruzzaniti che Jimenez. Sono i primi 90 minuti di un doppio confronto, ma sono quelli che possono indirizzare la corsa verso la finale. Il Catania ci crede e vuole continuare a inseguire il ritorno in Serie B. Segnato la storia della Repubblica, ricorda il presidente Mattarella, e non c'è dubbio, la mafia terrorista che tentava l'assalto armato agli esponenti dello Stato che la combattevano sul serio è stata sconfitta, ha perso. I mafiosi sono tutti morti, compreso Messina Denaro, oppure sono ancora in carcere, o liberi come Brusca, perché ha fatto arrestare decine di suoi ex compari. E dopo? Cosa Nostra si è inabissata, si è detto per anni, traffica la droga, si fa i soldi con la droga, con quelli corrompe talvolta anche la politica, fa affari, si inserisce nell'economia apparentemente legale. Già, ma adesso invece scopriamo che la mafia è tornata a esibire nuovamente la violenza, a usare le armi come i Kalashnikov che bucano le auto blindate per terrorizzare commercianti e negozianti perché paghino il pizzo e riconoscono che sono loro, vecchi arnesi o giovani di pessime aspirazioni, a controllare il territorio. Ieri è capitato anche allo Zen, la mafia rialza la testa, avete sentito Cracolici? E poi scopriamo che le cosche hanno imparato anche a usare il web. Si ricomincia allora dopo 34 anni? No, per niente. Intanto, prima di tutto, procure e forze di polizia dell'intera regione non stanno a guardare. I 26 arresti di Palermo l'altro giorno lo confermano, 26 arresti. E poi c'è un'altra importantissima novità.
il corteo dei 1000 di Isola delle Femmine contro il Pizzo. Per la prima volta commercianti minacciati con i sindaci di Isola, Capaci, Carini, Torretta e con 1000 cittadini hanno detto basta con questa storia della messa a posto. Certo, denunciare rimane un gesto che incute ancora paura in molti, ma le cose sono cambiate. Dio Pizzo ha fatto le ronde di notte, attaccando in giro gli adesivi per impedire la vile deposizione delle bottigliette di benzina con il pizzino dei soldi pretesi. Insomma, la denuncia non è più un fatto privato che espone singoli individui lasciati soli. E poi le iniziative di oggi a Palermo, a Catania, in mezza Sicilia, in tutta Italia. Si respira un'aria nuova. I cittadini insieme con gli investigatori e con le istituzioni impegnate contro la mafia. Ecco il patrimonio di democrazia di cui parla ancora Mattarella. Ecco l'eredità di Falcone, Morvillo, Montinaro, Schifani e De Cillo. Grazie e buon pomeriggio.